Fassa Calisio. Non si può dire che le due difese siano nel loro migliore momento, ma, complice anche la classifica, le due formazioni potrebbero regalare tanti gol anche oggi. Chi ritroverà la giusta compattezza difensiva per vincere? Fiemme Casserurali Lona Lases. La sconfitta immeritata del Fiemme ha trasmesso tantissima rabbia ai propri giocatori e questo weekend affronteranno Lona virtualmente salvo. I locali torneranno alla vittoria? Gardo l'Aquila Trento. Dopo la scoppiettante vittoria di scorsa settimana, i gialloblu ospitano la capolista nel tentativo di riaprire il campionato. L'Aquila deve cercare di chiudere il campionato in vista della delicata fase finale. La Rovere Dolomitica. Gli ospiti arrivano da una bella vittoria contro il Telve, il La Rovere da una sconfitta per certi versi immeritata. I padroni di casa vogliono vincere per sperare nella salvezza. Riusciranno a farlo in questa partita? Telve Civezzano. I gialloverdi vogliono riscattare la sconfitta di scorsa settimana battendo il Civezzano, vincente nello scorso match e che non ha nessuna intenzione di riassaporare la sconfitta. Partita apertissima. Vattaro Mattarello. Il Vattaro punta a uscire dalla zona play-out, mentre i rossoneri arrivano da un buon periodo, ma non hanno più nulla da chiedere al campionato. I padroni di casa torneranno alla vittoria dopo 2 sconfitte? Verla Calceranica. I gialloverdi vogliono approfittare del big match per provare ad accorciare sull'Aquila, cercando la vittoria sul campo dei rossoverdi. Ai padroni di casa servirà uno sforzo enorme per non perdere.